Ben ritrovati dalla redazione. La stazione di Trieste del Soccorso Alpino è intervenuta ieri nei pressi della località Dolina sotto il Monte Carso per soccorrere un parapentista rimasto impigliato sui rami di una pianta. L'uomo, un 26enne di Trieste, fortunatamente rimasto illeso, ha avuto un'improvvisa perdita di quota ed è caduto in una zona molto vegetata, rimanendo sospeso con la vela a 15 metri d'altezza. La Sores ha allertato i soccorsi che si sono portati sul punto fornito dalle coordinate. Un tecnico si è arrampicato per gli specifici ramponi sulla pianta raggiungendo il pilota. Dopo averlo sganciato dalla vela e averlo assicurato, questi è stato calato in salvo a terra. Anche la sua vela è stata recuperata dai soccorritori, tra i quali c'erano 2 infermieri e un tecnico di elisoccorso pronti ad ogni evenienza. La Sores aveva allertato anche il 118, ma non è stato necessario far intervenire l'ambulanza. Un motociclista è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche dopo essere caduto mentre affrontava la zona di Sella Chianzutan, il valico delle Prealpi Carniche che collega l'Alta Val Tagliamento e Val d'Arzino. Per causa del vaglio delle forze dell'ordine, l'uomo ha perso il controllo della moto, rovinando per molti metri sull'asfalto. Nell'incidente l'uomo ha riportato un grave trauma cranico-facciale e toracico. I sanitari giunti in zona a bordo del velivolo inviato dalla centrale operativa Sores FVG lo hanno stabilizzato sul posto con grande difficoltà prima di trasferirlo d'urgenza in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato accolto in codice rosso e prognosi strettamente riservata. Record di Trieste Airport sul flusso di passeggeri. Da gennaio a giugno è stato registrato un aumento del più 42%, il confronto con i dati del 2019 fa salire la percentuale al 54%. L'aeroporto Giuliano risulta sopra la media italiana, complice anche l'investimento Ryanair, che ha scelto lo scalo di Ronchi come base. Game changer. Dal Trieste Airport possono essere raggiunte 22 destinazioni nazionali e internazionali e la D dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia, Marco Consalvo, ha ipotizzato che alla fine dell'anno il numero di passeggeri potrebbe attestarsi intorno all'1,3 milioni. Se il decreto sulle liste di attesa verrà approvato così com'è, quasi tutte le regioni sarebbero pronte a presentare ricorso, ritenendo che il decreto e l'articolo 2 in particolare ne leda le competenze. Lo si è preso in ambienti politici dove è palpabile la preoccupazione che attraverso una legge ordinaria si possano esercitare competenze che sono invece regionali. Il timore è che in futuro anche in altri settori si potrebbero scavalcare le competenze delle regioni. Interlocuzioni sono comunque in corso per tentare di avviare un accordo con il governo. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Su pianura e costa cielo in prevalenza sereno, in montagna poco nuvoloso, possibile maggiore nuvolosità pomeridiana verso il Cadore e il Comelico, dove nel pomeriggio sarà possibile anche qualche isolato temporale. Temperature nuovamente in aumento ma con meno afa dei giorni precedenti. Venti a regime di brezza, temperature minime in pianura fra i 19 e i 22 gradi, le massime fra 31 e 34. Sulla costa minime fra 22 e 25, le massime fra 28 e 31 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.